Eccoci mister, doveva essere la partita della riscossa, invece come risultato è stata una disfatta perché è un 4-0. C'è da dire che abbiamo preso un gol, tutti dicono in fuorigioco, e abbiamo perso subito un uomo. Abbiamo tenuto un tempo, nonostante tutto, nel secondo sono dilagati. Che lettura dà questa partita? Ma come lettura dico che ovviamente non è noi avevamo preparato questa partita bene, avevamo deciso anche di giocare in maniera diversa, solo che il gol sembra, non so, adesso comunque io ho giudicato se quel gioco meglio, insomma alla fine siamo andati sotto e subito dopo siamo rimasti in 10, e quindi diciamo che anche quello che avevamo preparato dopo è saltato dopo neanche un quarto d'ora. Perché abbiamo perso anche Pivetta che nel riscaldamento ha avuto un risentimento muscolare, perciò abbiamo dovuto cambiare anche all'ultimo minuto un giocatore, tutte storte insomma. Diciamo che sicuramente non gira bene, nel senso che in questo momento, in questo momento di difficoltà effettivamente qualche episodio, anche qualche infortunio tipo quello di oggi di Pivetta durante il riscaldamento sicuramente non... Sì, sono segnali che comunque significa che dobbiamo lottare un po' contro tutto. Andando a guardare i numeri, quinta vittoria per il Provenezia, che va sempre più cercando la vittoria e il passaggio diretto, e quinta sconfitta per il Portugallo, che a questo punto bisogna pensare alla salvezza, stare con i piedi per terra. Insomma. Certo, prima di tutto la classifica adesso è quella che sappiamo, e quindi noi adesso dobbiamo fare prima dobbiamo interrompere questa serie di negativa di sconfitte, cioè dobbiamo farlo quanto prima, e dopodiché abbiamo bisogno ovviamente di fare i punti per la tranquillità e basta. Al momento pensiamo solo a questo. Io l'avevo scritto prima della partita che questa era una partita insomma, che si poteva anche perdere perché l'avversario era di tutto rispetto. Dispiace non aver potuto lottare alla pari. C'è stato un po' di contestazione, abbiamo visto a fine partita, qualche ultra lì si sono un po' divisi anche sia sugli spalti ma che nel dopo partita. Questo è un brutto segnale, bisogna cercare di riportare alla calma, stiamo giocando a calcio insomma. Sì, certo, il pubblico comunque ci ha sostenuto per tutta la gara, e i ragazzi ne sono consapevoli, e quindi poi è chiaro che quando i risultati non arrivano qualche contestazione sì, è normale, però io so che i miei ragazzi comunque giocano per la maglia, sicuramente possiamo far meglio, però sono ragazzi che si impegnano seriamente, sono ragazzi seri, quindi di questo non posso dire niente ai miei ragazzi. Allora concludiamo dicendo che ci si rimbocca le maniche e si riparte già da domenica. Forza, dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare già alla prossima partita, e dobbiamo interrompere questa serie negativa. Grazie mister. Prego.